Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Domani a Lentini sarà lutto cittadino per i funerali di Margaret Spada, la giovane di 22 anni morta per un intervento al naso. L'appello del presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa al nostro TG: prima di ogni intervento rivolgetevi al medico di famiglia. Oggi è la giornata mondiale dei poveri, i numeri sono in ascesa. Papa Francesco: non dimentichiamoli mai, a Catania il tradizionale banchetto di Santa Elisabetta. Caltanissetta, ultima città per la qualità della vita. Nel report d'Italia oggi tutte le province siciliane non vanno oltre l'87° posto. A 7 anni dalla morte in carcere di Totò Riina, il figlio salvo omaggia il padre su Instagram. Centinaia i commenti di lode per il boss. Al nostro TG Salvatore Borsellino dice: provo rabbia. Palermo, bambini di una classe multietnica vittime di razzismo, insultati per il colore della pelle all'interno di una libreria. La CGIL Scuola esprime indignazione. Teatro, un classico della commedia siciliana, il Fiat Voluntas Dei apre la stagione di prosa al Metropolitan di Catania, che punta a essere un cartellone a 4 stelle. Calcio, il Messina perde 2-1 lo scontro diretto con l'Altamura. Dopo il derby il Catania ritrova il sorriso. Ancora ben trovati. Domani mattina l'ultimo saluto a Margaret Spada, la giovane di 22 anni morta per un intervento al naso. L'appello del presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa al nostro telegiornale, che dice: diffidate dalle pubblicità sanitarie sui social e prima di ogni intervento rivolgetevi al medico di famiglia. Intanto oggi tanta commozione alla Camera Ardente a Lentini. Il servizio è di Francesco Aloi. Il web e i social al posto del medico in carne ed ossa. Anziché andare dallo specialista si cerca la risposta in rete, ed è quello che avrebbe fatto la giovane Margaret, 22 anni. Voleva rifarsi il naso e il medico lo ha trovato così. Ma non si fa attendere l'appello del presidente dell'ordine, rivolto soprattutto ai giovani. Ragazzi, diffidate dalle pubblicità sanitarie sui social. Affidatevi al vostro medico curante, è l'unico che conosce il vostro quadro clinico, conosce la vostra storia clinica ed è l'unico che vi può dare i consigli più giusti. La tragedia di Margaret ha sconvolto tutti. Non ci sono parole per quello che è successo. Andata a Roma per rifarsi il naso, tornata a Lentini cadavere. Qui c'è chi legge il giornale e chi va alla Camera Ardente per portare un fiore. Era una ragazza sempre sorridente, d'altri tempi. Sempre col sorriso, una ragazza speciale. Una ragazza d'altri tempi? Sì, dolcissima, Margaret, sempre sorridente, non la vedevi mai arrabbiata. La famiglia chiede rispetto, niente telecamere né interviste. Ad oggi parla attraverso l'avvocato. Sono ovviamente chiusi nel loro momento di dolore che non è traducibile a parole. La causa della morte potrebbe essere stata una reazione all'anestesia, ma per averne certezza bisognerà attendere l'esito di altri esami. Quindi credo che i consulenti debbano svolgere come da incarico del sostituto procuratore. E domani in Chiesa Madre alle 11 i funerali per l'ultimo saluto ad una ragazza che aveva tanta voglia di vivere. Da 8 anni, il 17 novembre, si celebra la giornata mondiale dei poveri e i numeri purtroppo sono in incremento. Papa Francesco nell'odierna omelia li ha ricordati, dicendo appunto che non bisogna mai voltare le spalle e mai dimenticarli. A Catania, intanto, nella chiesa di San Nicolò l'Arena, oggi si è organizzato il tradizionale banchetto di Santa Elisabetta. Simona Mazzone. Volontari al lavoro nella giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco nel 2016 per richiamare l'attenzione sulle sfide della povertà e sulle necessità delle persone più vulnerabili. Quest'anno a Catania, nella chiesa San Nicolò l'Arena, Diocesi, Caritas e Ordine Francescano Secolare hanno organizzato il tradizionale banchetto di Santa Elisabetta e grazie ai volontari che prima preparano il pranzo e poi lo allestiscono sedendosi tutti insieme a tavola, la chiesa diventa una grande mensa aperta a tutti. Da più di 15 anni noi organizziamo questo pranzo
sacrificando tempo, denaro, famiglia, ma con uno spirito notevole. Teniamo a chiarire una cosa: questi nostri ospiti noi li incontriamo quotidianamente alla Caritas, all'Help Center, perché noi come Ordine Francescano Secolare siamo presenti ogni venerdì lì. Tutto l'anno in diverse occasioni vengono allestiti pranzi per i meno abbienti, cui si sono aggiunti nuovi poveri, coloro che, seppure hanno un reddito, non riescono ad arrivare a fine mese, un fenomeno purtroppo sempre in crescita. Papa Francesco ci sta aiutando sempre più a guardare, ad aprire gli occhi, perché, come diceva il Vangelo di oggi, siamo chiamati a guardare la meta è la comunione, e su questa terra siamo chiamati a vivere di comunione, stare attenti verso i poveri, verso le nuove povertà, che non è soltanto economica, anche culturale. Secondo l'Istat sono 5 milioni e 9 cittadini italiani che vivono in condizioni di povertà assoluta, pari al 9,7% della popolazione, mentre soltanto a Catania nel 2023 i servizi della Caritas diocesana hanno registrato oltre 356.000 interventi tra pasti, farmaci e altri servizi, segnando una crescita allarmante, quasi 13.000 in più rispetto all'anno precedente. E adesso a un'altra classifica decisamente poco edificante che riguarda la qualità della vita. L'ultimo report è di Italia Oggi e in fondo alla classifica c'è proprio una città siciliana, è Caltanissetta, ma le altre non stanno poi tanto meglio. Sentiamo Orazio Longo. Quello che emerge è soprattutto la spaccatura tra nord e sud, non certo una novità, ma sempre più netta col passare degli anni anche dopo l'uscita dall'emergenza pandemica, con le grandi aree urbane del centro-nord che hanno mostrato la migliore capacità di reazione. Milano vince la classifica della qualità della vita 2024, seguita da Bolzano e Monza. Male tutte le città siciliane. Caltanissetta chiude al 107° posto, ultima, Agrigento 105°, a Palermo 100° e Catania 98°, la più avanti è Ragusa all'87° posto. La classifica, stilata da Italia Oggi, Ital Communication e dall'Università La Sapienza di Roma, viene pubblicata dal 1990 tenendo conto di diversi fattori, tra cui salute, sicurezza, reddito, lavoro, cultura, istruzione, ambiente e turismo. A fare da linea rossa tra tutte le province isolane, e potremmo dire tra tutto il sud, è il dato del disagio sociale. Nessuna città del Mezzogiorno e delle isole è entrata nel gruppo 1, quello della qualità migliore della vita. Se determinati market come il sistema salute sembrano non patire troppo rispetto al dato nazionale, con un occhio puntato però al trend dei posti letto in ospedale, peggio si va col marcatore reati e sicurezza, seppure Enna sia in controtendenza prima in questa dimensione. Il Sud Italia poi fatica a mantenere standard economici e occupazionali competitivi. Il tasso di disoccupazione è alto, con le città isolane agli ultimi posti del target affari e lavoro, Messina penultima dietro a Napoli. Altissimo il tasso di inattività di chi non lavora, non lo cerca e non studia, mentre faticano i giovani a laurearsi. Un dato però sembra essere trasversale da nord a sud nella categoria popolazione. Più del 50% delle province è sotto la media. Si fanno pochi figli, c'è un alto tasso di mortalità e il saldo migratorio non riesce a compensare questi numeri. 7 anni fa in carcere la morte di Totò Riina, ed oggi il figlio Salvo ha deciso di omaggiare il padre con un post su Instagram. Peraltro sono stati tanti i like, centinaia le persone e anche i commenti edificanti rispetto al boss. Poi c'è l'indignazione, c'è la rabbia, abbiamo raccolto quella di Salvatore Borsellino. Emanuela Corsi. Quello che sento dentro è il montare della rabbia, il dolore ormai è una cosa che sono passati 30 anni da quando hanno ucciso mio fratello. Rabbia è il sentimento di Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso da Cosa Nostra dopo l'ultimo post provocatorio di Salvatore Riina, terzogenito del boss, che celebra il padre in occasione dell'anniversario della sua morte e che ancora una volta offende i familiari delle vittime di mafia e la loro memoria. Una foto incorniciata del capomafia con accanto un vaso con 2 rose rosse. Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in noi e con noi, scrive Riina Junior, facendo attenzione alle maiuscole. Le stesse maiuscole che qualcuno nei commenti usa con la parola famiglia. Sì, perché non solo il post ha ottenuto centinaia di like, ma anche decine e decine di commenti di ammirazione per il capo dei capi. Un grande uomo con i veri valori della famiglia, la famiglia scritta in senso con la lettera maiuscola. Quindi immagino che vi rendiate conto di quale famiglia parla, la famiglia mafiosa. Il fatto che sui social vengono pubblicate commenti
come questo, quando poi succede che i post di Antimafia 2000, che è un giornale che la mafia la combatte, appena vengono pubblicati su Facebook vengono istantaneamente cancellati da qualche algoritmo che è stato messo proprio per cancellarli. L'estate scorsa Riina Junior suscitò indignazione per un altro post su Instagram dove pubblicò una sua foto con scritto "Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24", ma la strada ormai da anni si chiama via Cesare Terranova in onore del magistrato assassinato proprio dalla mafia. Una provocazione, un messaggio in stile criptico di Cosa Nostra che anche in quell'occasione fece scoppiare la polemica. Intanto su X la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo nell'anniversario della morte del boss ricorda: "Lo Stato ha vinto, Riina ha perso". Adesso a Palermo, dove dei bambini di una classe dell'Istituto Comprensivo De Amicis, una classe multietnica, sono stati vittima di episodi di razzismo. Stavano svolgendo un'attività extrascolastica all'interno di una libreria quando sono stati apostrofati da molti passanti per il colore della pelle. L'indignazione e il commento è di Fabio Cirino, segretario generale del CGIL Scuola. Sentiamo. Noi vogliamo ovviamente esprimere la nostra solidarietà nei confronti dei bambini, degli insegnanti e della dirigente scolastico dell'istituto e dire anche che per noi è sicuramente un atto di ignoranza, di pochezza culturale e umana da parte di chi ha osato fare queste affermazioni, perché Palermo da sempre è una città accogliente, una città solidale, una città culla del Mediterraneo. Anzi, vorremmo dire proprio che sicuramente è la politica che influenza la società e non il contrario, cioè il clima politico, le affermazioni contro i migranti, contro le persone di colore portano sicuramente la società a fare queste azioni intolleranti. Diciamo anche che invitiamo proprio queste persone a girare le scuole di Palermo perché la società è più avanti di loro. Sempre a Palermo precipita un ascensore artigianale e cadono nel vuoto 2 donne e 2 bambine. Grave la donna, la madre, Luca Ciliberti. Un ascensore artigianale precipita a Palermo, cadono nel vuoto e restano ferite mamma, nonna e 2 figli. Paura in piena notte in uno stabile di via Mura San Vito, nel rione Capo, accanto al comando provinciale dei Carabinieri. La donna di 32 anni ha riportato trauma e ferite profonde alle gambe. Per i più piccoli, un bambino di 7 anni e una ragazzina di 13 anni, fortunatamente solo lievi traumi. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche la loro nonna di 71 anni. Entrambe le donne sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso del Civico, mentre i ragazzini sono stati trasferiti all'ospedale Cervello. L'impianto, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe stato costruito artigianalmente da un componente della famiglia che di professione fa il fabbro. È stato proprio quest'ultimo ad essere stato aiutato dai vigili del fuoco a scendere con l'ausilio di una scala poiché era rimasto bloccato al primo piano. L'ascensore, di fatto un montacarichi, serviva per salire e scendere da casa visto che la palazzina era sprovvista di scala interna. Probabilmente a causa del peso che superava il massimo consentito, le corde che sostenevano la pedana non hanno retto e si sono spezzate. Intanto la procura di Palermo ha disposto il sequestro dell'impianto dopo i rilievi durate ore della scientifica. Fino a tarda notte invece i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'edificio. Sul caso è intervenuto un consorzio per l'Italia, organismo no profit al quale aderiscono oltre 120 imprese del settore ascensorista. In una nota parlano di caso limite perché si tratterebbe di un impianto non omologato e non collaudato, ma soprattutto non soggetto a manutenzione da parte di una ditta accreditata. L'Italia, il dato è poco noto, conta 1 milione di ascensori attivi su tutto il territorio nazionale ed è seconda al mondo solo dopo la Cina. Per più della metà, però, questi impianti sarebbero vetusti. Catania è prevista per la settimana prossima l'autopsia sul corpo della neonata morta giovedì all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania nel reparto di ostetricia e ginecologia poco dopo la nascita. Dai primi controlli non sarebbero emerse anomalie né sul feto né sulle condizioni fisiche della partoriente. Intanto la donna, tuttora in terapia intensiva, è in progressivo miglioramento. Gli investigatori hanno acquisito la cartella clinica e sequestrato la salma della piccola. Bisognerà capire perché il personale medico abbia atteso 24 ore per procedere al parto naturale. Un detenuto messinese invalido con problemi di salute mentale è morto nel carcere di Catanzaro. Il suo corpo presentava ematomi e profonde ferite da taglio, ma il referto parla di abuso di sostanze stupefacenti e arresto cardiaco. L'avvocato della famiglia chiede di fare chiarezza. Sentiamo Francesco Triolo.
Non convince la famiglia la morte del 28enne messinese Ivan Domenico Lauria, che diventa un caso. Il giovane, che si trovava in carcere a Catanzaro dove stava scontando 11 anni e 2 mesi, è morto venerdì scorso, secondo il certificato medico, per abuso di sostanze stupefacenti ed arresto cardiaco. Una motivazione che la famiglia contesta e ha dato mandato all'avvocato messinese Pietro Ruggeri di presentare una denuncia per chiarire le modalità del decesso, anche perché, secondo la famiglia, il corpo del ragazzo presentava evidenti ematomi e ferite da taglio, oltre che parti del corpo sanguinanti. Al di là del certificato medico, che fra l'altro attesta anche un abuso di sostanze stupefacenti e come possa essere possibile in carcere, questo ovviamente secondo me sia giusto approfondire e chiarire, ma al di là di questo ci sono ovviamente delle ferite anche nella testa e delle tracce di sangue nei vestiti che non possono essere compatibili soltanto con un semplice arresto cardiaco. A Ivan Domenico Lauria, tossicodipendente invalido civile al 75%, con gravi problemi di salute, accertati anche da consulenti d'ufficio nominati nel corso dei vari procedimenti, non era stato concesso il differimento dell'esecuzione della pena. Abbiamo fatto non una, ma dal 2021 che facciamo richieste quando era lui detenuto alla casa circondariale di Trapani, richieste che sono state fatte anche al Ministero di Giustizia, tanto che eravamo pronti anche a fare una richiesta di interrogazione parlamentare. Sembrava che la situazione si fosse sbloccata perché veniva trasferito, almeno inizialmente era trasferito a Barcellona, poi è stato trasferito a Palermo, però la situazione purtroppo ha avuto questo epilogo. Nella giornata dedicata ai bimbi nati prematuri, la storia a lieto fine di una mamma che, dopo essere andata incontro a una rottura delle acque con il rischio di una nascita al 24 settimane, grazie invece al supporto dei medici del Policlinico di Messina, ha partorito a 30 settimane, riuscendo a raggiungere un tempo più sicuro per la nascita del piccolo. Il bambino è stato dimesso oggi e insieme a mamma e papà ha partecipato proprio a questa giornata appunto dedicata al prematuro. Noi ci fermiamo adesso, vi riporteremo a Palermo per la grande maratona che si è tenuta oggi. A tra poco. Siamo tornati in studio a Palermo, oltre 2000 in gara oggi per la maratona, provenivano da tutta Europa, tra loro anche 2 senior, un uomo di 84 anni e una donna di 79. Marco Gullà. A Palermo è stato il giorno della maratona, edizione numero 29, 2400 corridori lungo i 42 chilometri del percorso nel centro cittadino. Colori, sport e una domenica di passione per gli automobilisti palermitani, considerati tanti divieti e le strade chiuse al traffico per permettere il regolare svolgimento della manifestazione. 50 nazioni rappresentate, il contingente più numeroso è quello della Polonia con 105 atleti e atlete, podio virtuale delle nazioni completato da Francia e Gran Bretagna. Tra le regioni italiane, oltre alla Sicilia, si contano atleti anche che sono arrivati dalla Lombardia, Campania, Lazio, Calabria, Veneto ed Emilia-Romagna. A correre anche 2 senior, una donna di 79 anni e un uomo di 84. A tagliare il traguardo, prima di tutti, il malese di Achité e la trapanese Federica Cerriaro. E da questa domenica l'insegna dello sport, invece allo spettacolo, con un classico della commedia siciliana, il Fiat Voluntas Dei, si apre la stagione di prosa al Metropolitan di Catania. Ci dice tutto Eva Spampinato. Ci sono simpati e 4 miss cantate, Fiat Voluntas Dei apre il sipario di una stagione a 4 stelle Gilberto Idonea sul palco del Teatro Metropolitan di Catania. Un classico che non tramonta mai, una storia d'amore e gelosie ambientata in un piccolo paesino siciliano che coinvolge e diverte il pubblico con la sua semplicità, il calore umano, il sapore inconfondibile della Sicilia. Un pubblico che non ha mai fatto mancare l'appoggio alla compagnia guidata da Alessandro Idonea sul solco del padre Gilberto. È la stessa cosa che mi chiedo da tanti anni io, perché continuano a venire? Ma vuol dire che qualcosa di buono la facciamo. Alessandro Idonea dirige la commedia ma veste anche i panni di padre Attanasio, impegnato a soccorrere i poveri, risolvere dispute tra coniugi e fare da paciere nelle questioni amorose. Non ti spaventare che la ragazza è una bravissima ragazza. E seguiranno
tutta una serie di appuntamenti tutti volti alla tradizione, usapiti com'è, Miracolo che poi sarebbe San Giovanni Decollato. Nel cast anche Manuela Ventura e Bruno Torrisi. E Alessandro si ostina ancora a chiamarmi nonostante tutti quanti sono più bravi di me, io non capisco perché mi chiama ancora, ogni anno sono una consuetudine, secondo me non trova facilmente attori e quindi poi chiama me. Ho iniziato con Gilberto, abbiamo fatto tanti lavori insieme e adesso con Alessandro continuiamo in questo clima che è sì di lavoro, però in realtà è un grande clima di affetto, di amicizia, una grande famiglia. 6 gli spettacoli in cartellone fino al 4 maggio, a cui si aggiunge un titolo fuori abbonamento. Anche Enzo De Caro, che è il nostro fiore all'occhiello, con Non è vero ma ci credo, un testo di De Filippo, quindi appunto tutto all'insegna della tradizione. Messina sconfitto oggi contro l'Altamura, ne parliamo nell'ultima parte del telegiornale tra poco. Siamo tornati in studio, siamo al calcio, primo tempo regalato, secondo dominato, ma non basta, un Messina che cade contro l'Altamura nella partita giocata a Bari, sotto i colpi di De Santis e poi con un rigore di Leonetti. Nella ripresa Modica corregge i suoi errori, Anatriello si scatena trovando la rete che accorcia e sfiorando quella del Bari che però non arriva. Nella prossima edizione del nostro telegiornale, quella della notte, immagini e servizio ovviamente su questa partita. E adesso ci occupiamo di Catania e Trapani per quello che è stato un derby dai due volti. Se il Catania sorride e ritrova fiducia ed entusiasmo, la sconfitta nel match di venerdì getta invece nello sconforto il Trapani. Sentiamo Marco Gullà. Una vittoria che regala serenità, restituisce fiducia e permette al Catania di avanzare in classifica e tornare a galleggiare a ridosso delle prime della classe. Ci voleva un successo così per mettersi alle spalle il periodo di crisi e sicuramente la vittoria nel derby contro il Trapani rappresentava la migliore medicina. Una performance di carattere con il Catania che poteva anche vincere con un punteggio più rotondo. Se i rossazzurri hanno invertito la marcia, però lo scopriremo solamente nelle prossime giornate, in primis quella di sabato quando il Catania dovrà giocare al Partenio contro l'Avellino. La sconfitta nel derby ha invece ridimensionato il Trapani che dal canto suo sperava in un risultato positivo per emettere un ruggito e dare un segnale forte al campionato, ma così non è stato. La posizione di Salvatore Aronica comunque non è in discussione, lo conferma la società che si è detta soddisfatta della prova dei Granata, un rendimento comunque sotto le aspettative aggravato da una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Passiamo al Palermo che al contrario delle altre siciliane non scenderà in campo per la sosta di campionato. Rosanero che domenica prossima giocheranno al Barbera contro la Sampdoria, una partita spartiacque se il Palermo vorrà ancora alimentare la speranza di rimanere agganciato ai primi vagoni del treno promozione dovrà necessariamente vincere. In 3 Brunori, Henriel e Duaron scalpitano nel Palermo per prendere le redini del reparto offensivo. Difficile che Dionisi intervenga sul modulo, si prosegue col 4-3-3 come sempre accaduto sin qui. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito, una buona serata.